Un progetto di legge a firma mia del presidente Zaia che chiede l'istituzione di un fondo per le vittime della criminalità. Si tratta di soggetti come ad esempio il Graziano Stacchio piuttosto che l'Hermes Mattielli che sono trovati in condizioni difficili, in situazioni in cui dovevano difendere la propria proprietà e i propri familiari e hanno deciso di sparare. Se non ci pensa lo Stato, ci penserà la Regione Veneto a tutelare chi, afferma il capogruppo della Lega Nicola Finco, ha difeso la sua proprietà e i suoi cari. Il processo di istituzione di quello che è stato ribattezzato Fondo regionale per i veneti colpiti dalla criminalità è iniziato. La Regione si accollerà le spese legali degli accusati di eccesso colposo di legittima difesa. Non una legge che vuole creare un Far West, spiega Finco, ma una tutela di fronte ad uno Stato accusato di abbandonare i cittadini. La galera non fa più paura a nessuno. Questi criminali, soprattutto dall'Est Europa, vengono in Italia perché sanno che sono impuniti. L'abbiamo visto ieri sera a Rosà, lo vediamo in tante altre occasioni. Negli ultimi anni, oltretutto, ricordiamo che il governo, soprattutto il governo di sinistra, ha depenalizzato oltre 150 reati, ha chiuso commissariati, ha attuato dei tagli alle forze dell'ordine. È un provvedimento, quello della Regione, cui hanno contribuito anche i casi di Graziano Stacchio a Ponte di Nanto e di Hermes Mattielli ad Arsiero, che assieme al gioielliere Roberto Zancani e al sindaco di Albettone Gio Formaggio, mercoledì saranno tra gli ospiti di una puntata di Focus, il talk show di Rete Veneta condotto da Luigi Bacialli, che dedicherà la serata proprio al dibattito sulla legittima difesa.